sportivo Alpini di Vicenza, Concetta Messina. Eccomi qua intanto, le cadette sono partite, sparo puntuale dello starter e affrontano ovviamente la parte di lancio, tra l'altro vediamo l'affronta davanti a parte proprio le prime, con un certo giudizio rispetto alle ragazze, ovviamente si fermano le posizioni migliori, ma poi la prima dominante che la prima rispetto ai minuti sicuramente e quindi ovviamente fa una gara particolare. Ovviamente favorita Nobico e la quinta in testa, Maria Toccanetti, Valdino nel sole, applausi per lei, ma anche applausi per la parte della Corradini, calcestrutti, parliamo di Giulia Leonardi. Bresciana per la quarta piazza, il 2.13 è il numero di Laura Pellicoro della Polisportiva Besanese, la squadra di Milano. E possiamo vedere queste atlete, partendo proprio Nadia Battocletti sul rettilineo gonfiato e passata sotto il lontano della Trentingrana, uno dei main sponsor della giornata. Ed è proprio Nadia Battocletti che dedichiamo questo applauso per lei, pronti dei partiti, ma ovviamente un grande applauso anche per chi si sta contendendo la seconda e parliamo di Favalli e di Leonardi. Complimenti a questa atleta, suona la campanella, manca ancora il giro grande, il posto più di 1.000 metri per vedere l'arrivo di questa categoria. Vai Steffi, vai se ne hai. Per gli ultimi 15 in questo momento di sopra i 7 minuti, presumibilmente, ripeto perché per le prime manca ancora 1.000 metri. Andiamo Nadia Battocletti ormai a affrontare e concludere la prima delle due salite previste in questo secondo giro. Quindi vediamo adesso proprio nella parte di impegnativa del percorso. Ancora manca qualche istante alla premiazione, Ugo, quindi possiamo andare con il commento della gara, nell'osservare questa la mamma, grandissimo atleta nel mezzofondo prolungato, il papà Giuliano, che ricordiamo a livello maschile è stato anche l'ultimo atleta italiano a primeggiare qui nel cross internazionale. Davvero in solitudine, c'è davvero tanta luce tra lei e tutte le andando alla zona di arrivo. Ora ammiriamo il 7 era campionato italiano anche quel giorno, quindi voglio dire era Valdino nel sole, applausi per lei e anche però attenzione a chi arriva dietro di lei. Complimenti ancora Nadia, ma complimenti anche alle prossime due atlete che vediamo, come dire, non dico in scia, però più vicino del solito Nadia Battocletti, quindi hanno sicuramente compiuto un'ottima performance. E parliamo di Leonardi, Giulia, calcestrutti Corradini, per lei l'applauso e anche a Sofia Valalli della Villanuova, applausi anche però per Laura Pellicoro della Polisportiva Besanese e poi la seconda atleta regionale con il numero 248 Emma Garber dello Sport Club Merano. E applausi anche per la sesta classificata, la vediamo arrivare al traguardo col numero 240 e Alessia Rotondi, calcestrutti, e poi ancora col numero 255 Hauser Ruth dell'Amateur Sport Club, volata anche per il numero 228 Panaure Alesta del Valsugana Trentino. Ed eccole qua poi tutte le atlete impegnate, stanno arrivando velocemente al traguardo. Bene, allora abbiamo visto l'epilogo per quanto riguarda le prime posizioni della gara delle cadette. Ora la prossima gara è prevista tra poco meno di 15 minuti, quella riservata alla categoria dei cadetti. Allora noi andremo a dare spazio alla premiazione dei master. Invito sul palco per la SM35, li abbiamo già chiamati prima, Piccina, Costanzo e Bertoldi. Per cortesia, subito sul palco, grazie. Bella davvero la gara cadette, poi abbiamo i cadetti e poi le categorie assolute.
Per i cadetti ovviamente dopo il giro di lancio sono previsti meglio 2 giri grandi per un totale di 1470, la partenza avverrà alle 13:15 puntualmente, poi avremo le allieve e le junior assieme alle 13:35 e poi junior e allievi maschili alle 14. Diciamo quindi con la gara cadetti va a concludersi la categorie giovanili, diciamo quelle più promozionali, e per i cadetti 2470 metri di un percorso assolutamente impegnativo.